Con la fase 2 aumentano le sanificazioni al cloro di banchine e autobus, oltre al trattamento che viene fatto alla sera, quando i mezzi rientrano, se ne aggiungono altri 3 ai mezzi che fanno capolino in stazione nelle ore di punta, dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 19. I mezzi che fanno capolino in stazione verranno sanificati da del personale che è adeguatamente preparato con degli strumenti appositi, e nel corso della giornata i mezzi quindi verranno sanificati non solo la sera ma anche quando fanno capolino in stazione. Vengono puliti tutti i corrimano, i pulsanti e i seggiolini dei mezzi. Per quanto riguarda frequenza e nuove regole, non c'è nessuna novità. Mascherina e guanti sono obbligatori. Resta però un monitoraggio, soprattutto per gli orari più critici, per essere pronti ad intervenire e ad aggiungere corse e mezzi. Una fase difficile perché noi ci attendiamo che già la prossima settimana cambieranno di nuovo le condizioni, ci sarà ancora più gente, poi fra il 18 cambierà nuovamente, per cui cerchiamo ogni giorno di cercare di stare attenti a quello che succede e intervenire mettendo delle corse in più per cercare di far sì che i mezzi non siano mai troppo pieni.